Brenta, prendersi cura non è un costo, ma è una scelta. Qui la sanità e il sociale non sono capitoli di bilancio, ma sono priorità, perché nessuno resti solo, perché tutti trovino ascolto. A Carmignano esiste una rete, invisibile ma forte, che tiene unite le persone nei momenti più fragili: ambulatori, infermieri di comunità, prelievi in loco, sportelli sociali, servizi reali, quotidiani, vicini. E la missione del comune di Carmignano di Brenta è dare risposte concrete, umane, accessibili. Sappiamo che dietro ogni numero c'è una storia, una famiglia, un anziano, un bambino. E ne parliamo naturalmente con il nostro sindaco Eric Pasqualon. Buongiorno sindaco. Bentornata Ida. Grazie, grazie. Carmignano ha fatto una scelta coraggiosa. Ha scelto la sanità di prossimità, ma vogliamo raccontarla bene ai nostri telespettatori? Sì, hai detto bene, abbiamo scelto la sanità di prossimità. Al nostro primo punto del programma elettorale abbiamo messo al primo posto la nostra sanità e il nostro distretto per la salute Don Bortolo Pietrobelli. Ma sindaco, cosa vuol dire? Vuol dire che in un contesto regionale dove la sanità è sempre meno accessibile, la nostra casa di comunità, il nostro distretto Don Bortolo Pietrobelli sarà un punto di riferimento per i nostri servizi sanitari e sociosanitari, dove troveremo medici, dove troveremo specialisti, dove troveremo la sanità al primo posto. Per i cittadini di Carmignano di Brenta non serve più il pronto soccorso. Ci avete pensato voi come, sindaco? Questa struttura sociosanitaria è una struttura proprio di prossimità per dare un servizio H24 dal punto di vista sanitario e sociosanitario a tutti i nostri concittadini. Non solo i nostri concittadini, ma anche un bacino di 25.000 utenti, perché questo riguarda anche il comune di San Pietrelingù, di Gazzo, di Grantorto e di Fontaniva. Quanti ambulatori e concretamente cosa si cura in questa casa? Avremo oltre 15 medici, dei servizi specialistici, gli infermieri di famiglia, lo psicologo di famiglia, il CUP e tutta una serie di altri servizi che saranno fondamentali per il presidio sanitario del nostro territorio, compreso la Guardia Medica. Subito a vedere questa casa, ma la novità grande è che c'è pure un ampliamento in atto proprio per dare un servizio sempre più completo e affidabile ai cittadini non solo di Carmignano ma anche dei paesi limitrofi. Andiamo a vedere. Andiamo. Carmignano ha scelto la sanità di prossimità, dove i servizi arrivano vicino alle persone, dove non si resta soli davanti a una visita, a un problema, a una fragilità. Ed eccola qua la nostra casa della comunità, bella, importante, pulita. Diamo qualche numero. Assolutamente, un ampliamento che ha un valore di 1.320.000 euro, fondi PNRR arrivati dalla Regione tramite ovviamente il Ministero, che dobbiamo rendicontare entro il 2026, ma che come lavori termineremo nel mese di settembre, quindi siamo veramente prossimi all'inaugurazione. Allora andiamo a vederlo, questo ampliamento molto molto bello e importante. Eccolo qua, sindaco, il nostro ampliamento in atto l'abbiamo pensato, voluto, desiderato in virtù di cosa? Di tante necessità dei vostri concittadini. Quali erano le richieste che vi venivano fatte, le suppliche? La cosa più importante è essere riusciti a far partire questi lavori mantenendo i servizi sociosanitari nel nostro territorio. Non sono dei lavori scontati, sono dei lavori voluti, fortemente voluti dalla nostra amministrazione in collaborazione con l'ULSS, con la Regione Veneto, che ci permettono di avere tanti servizi all'interno della nostra comunità. Anche qua diamo qualche numero. Abbiamo più di 15 medici di medicina generale,
una medicina di gruppo integrata che lavora in team insieme all'infermiere di famiglia, allo psicologo di famiglia, ai prelievi sanitari che vengono fatti all'interno del nostro territorio, la guardia medica e quindi un presidio costante H24. A 2 passi, ma proprio 2 passi dalla casa, la sede della Croce Rossa, sindaco, con ben 2 autoambulanze. Sembra una cosa scontata, ma invece assolutamente non lo è. L'importanza di questo servizio, che non tutti hanno, anzi. Assolutamente, è veramente una cosa rara. Noi abbiamo la fortuna di avere la Croce Rossa all'interno del nostro territorio, i volontari e soprattutto 2 mezzi che partono direttamente tutte le notti e le giornate da Carmignano, e quindi le tempistiche di intervento sono molto ridotte, e questo è fondamentale per intervenire prontamente e salvare ancora più vite. Di casa in casa, di punto medico in punto medico. Dove ci porti adesso? Ci spostiamo da un servizio sanitario pubblico a un servizio privato convenzionato con tante agevolazioni per i nostri concittadini. Ecco sindaco, questa era la vecchia casa di ricovero, ma abbiamo pensato a dare una nuova vita a questa casa anche attraverso un progetto particolare. Voi avete pensato cosa? Un progetto che da una parte ha riqualificato questo stabile, l'abbiamo dato di fatto quasi in comodato d'uso, e in cambio abbiamo generato delle prestazioni sanitarie con delle scontistiche importanti, della media del 25% per tutti i nostri concittadini. E io so che lei ha anche una tesserina, vero? La vediamo. Certamente, abbiamo consegnato questa tesserina Noi in Salute a tutti i nostri concittadini. Noi in salute, noi. C'è Come una l'accessibilità come una famiglia, c'è l'accessibilità alle cure sanitarie con una scontistica media del 25%, e anche una parte molto importante che riguarda l'aspetto sociale, con delle prestazioni gratuite a chi ne ha bisogno. Quindi se qualche concittadino si trovasse in difficoltà da non poter supportare le cure mediche, voi vi prendete carico del vostro concittadino e le supportate voi. Assolutamente, visite specialistiche, odontoiatriche e veramente tante specialità. Sanità e sociale non sono solo politiche, sono valori. A Carmignano le istituzioni lavorano con le associazioni, condividono obiettivi, mettono al centro le persone, perché una comunità è vera quando nessuno resta indietro. Sindaco, la vostra missione è quella di dare, in fin dei conti, sempre risposte concrete. Qui abbiamo più di qualche iniziativa. Partiamo con questa, una alla volta. La giornata della salute prevede proprio uno screening gratuito per tutti i nostri concittadini della nostra piazza, quindi visite gratuite, ambulatoriali, un'accessibilità alla sanità che diventa veramente importante e sentita soprattutto per i nostri anziani. Solo con una continua attenzione alle attività di educazione, prevenzione e ricerca sarà possibile sconfiggere molte malattie, e qui a Carmignano di Brenta questa è la legge Principe, anno dopo anno, e poi Carmignano Cardio Protetta. Rimaniamo in tema. Un progetto molto bello che prevede la formazione da parte dei nostri concittadini e di associazioni proprio per intervenire dal punto di vista della rianimazione cardiopolmonare nel momento appunto di bisogno delle persone. Certo, perché, come si scrive qui, la differenza tra fare qualcosa e non fare niente potrebbe essere la vita di una persona, assolutamente importantissima. E poi noi in salute. Questa è un'edizione che facciamo nei mesi primaverili, proprio con la collaborazione dell'azienda ULSS con i primari dei nostri ospedali, che vengono proprio a fare prevenzione teorica, ma non solo, all'interno delle nostre serate. E per finire, ma non meno importante, Ottobre Rosa.
un mese interamente dedicato alla prevenzione del tumore al seno, uno dei tumori purtroppo più presenti tra le donne, e questa iniziativa proprio mette insieme sia il mondo del volontariato, cioè sulla cura della persona anche dal punto di vista, ecco, psicologico, non solo, e anche sulla prevenzione con primari e con medici che vengono proprio a fare degli screening specifici per le donne. Sindaco, tutti noi abbiamo dentro una grande forza che emerge quando la vita ci mette alla prova. E qui a Carmignano succede qualcosa di magico, sì. E noi a Carmignano mettiamo tutte le forze necessarie proprio per portare a termine questi progetti e stare vicini ai nostri cittadini. Carmignano di Brenta, dove il sociale non è assistenza, è dignità, dove ogni cittadino conta.